Al commento della partita per il Tiene viene mister Nicola Retis. Si sapeva un derby, come ho detto nel commento, un incontro molto atteso, molto acceso. Primo tempo, come anche ho accennato, molto tattico, secondo tempo poi campo aperto a tutto. Qualcosina è mancato, puoi rammaricarti di qualcosa oppure è stato il Breganze che ha giocato meglio? A mio avviso ha giocato meglio il Breganze. Nel primo tempo noi non abbiamo sfruttato contropiedi, siamo stati molto imprecisi e loro hanno girato palla molto meglio, più velocemente. Noi dovevamo fare lo stesso, ma non è quello che abbiamo fatto, per cui sicuramente ne sono usciti meglio loro. Rammaricato sul 2-1, siamo stati un po' dei polli, perché l'ho detto anche adesso in spogliatoio, perché quando stai vincendo una partita che comunque la squadra avversaria sta gestendo meglio, bisogna tirare fuori un po' di più il carattere e questo non è successo. Sicuramente hanno cercato due gol, li hanno fatti bene. Posito hanno trovato bene. Un Posito esatto, in forma, sì. però non si fa entrare un giocatore così su 1 contro 2 in mezzo alla difesa, e soprattutto perché quando si sta vincendo si deve avere la voglia di mantenere il risultato, di vincere la partita, e questo non c'è stato, e quindi questo mi rammarica molto. Forse non è... Devono capirlo anche per le prossime partite, che quando si sta vincendo, ma anche quando si sta perdendo, quando si sta vincendo anche di tanti gol, la grinta e la determinazione deve essere pari dall'inizio alla fine. Ecco, al di là della partita, puoi dire che il Tiene è un po' in ripresa visto i cattivi risultati di inizio, o ti sembra una continuazione, insomma? Io torno a ripetere, non abbiamo comunque avuto delle partite facili, perché abbiamo affrontato già nelle prime 3 partite 2 squadre blasonate che secondo me possono dir molto, e abbiamo pareggiato. Abbiamo perso con un Seregno che sta facendo grandissimi risultati, quindi probabilmente quel risultato lì non è stato un risultato falso, è stato veritiero. E poi abbiamo vinto con Mirandola, che è un po' in difficoltà, e abbiamo trovato un Breganze. Sicuramente non è un avvio che mi aspettavo, speravo di fare qualche punto in più, però il campionato, l'ho già detto, è lungo, dobbiamo rifarci. Sicuramente queste sono partite che in qualche modo si possono anche perdere, perché giochiamo contro il Breganze. Giocare contro il Breganze non è assolutamente facile, sappiamo che è la squadra che ambisce a vincere il campionato, quindi ci può anche stare una sconfitta. Così no, perché sicuramente il Breganze è meritato, ma bisogna tirare fuori un po' di più la grinta e cattiveria, come ho detto prima. Bene, speriamo di trovarla nelle prossime partite, ti auguro un grosso in bocca al lupo e arrivederci a tutti voi, buona serata. Grazie. Grazie Nicola.